La capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale del Veneto, Erika Baldin, ha presentato un'interrogazione a risposta immediata rivolta alla Giunta di Palazzo Balbi, con la quale chiede di conoscere quali azioni intenda praticare in relazione all'assenza di consultori giovanili nella Bassa Padovana. Da alcuni gruppi nella zona di Monselice è stata presentata una petizione rivolta all'assessore alla sanità Lanzarin, al responsabile del distretto US 6 Padova Sud Gianmaria Gioga e alla presidente della locale conferenza dei sindaci Giorgia Bedin, con cui viene richiesto uno spazio dedicato alle donne e ai giovani dove poter ottenere consulenza e ascolto, non un consultorio per famiglie. La carenza di questa struttura è radicata, ma ora si deve provvedere dando ascolto alle esigenze della popolazione.